Eder. Mech. Pallister. In un'indagine di natura prettamente indiziaria, è necessaria una valutazione unitaria e globale di tutti gli elementi emergenti. Si sta dando, in questo caso, tutto in appalto alla medicina legale, dimenticando che non si può chiudere questa vicenda senza confrontarsi. 1. Con la scena dove è stato ritrovato il corpo di Liliana, con quei sacchi neri, intatti e senza impronte, che nell'economia del suicidio non hanno nessuna funzione. Diversamente, invece, se si dovesse accedere all'ipotesi dell'omicidio e dell'occultamento di cadavere, con quel cordino che la donna aveva al collo, definito lasso. Tant'è che non ha lasciato solchi sul collo della donna, risultando avere quindi una funzione solo ornamentale, con quella posizione del corpo, definita dai medici legali simil-fettale. Simil-dormiente, posizione che mal si attaglia con una morte asfittica che prevede spasmi, movimenti violenti e involontari. Oltretutto a tossicologia negativa, la consulenza tossicologica ci dice che Liliana non avesse assunto sostanze psicotrope, droghe, calmanti, tranquillanti, psicofarmaci. 2. Con la consulenza informatica che, con forza, ci dice che Liliana e Claudio Sterpin avessero una relazione che la donna stesse cercando come divorziare dal marito, per cui, allo stato, è il marito che deve provare che il loro matrimonio fosse felice, come sostiene, perché in realtà le evidenze investigative dicono altro. 3. Con il profilo personologico e psicologico della donna, che appare in assoluto assetto ed equilibrio emotivo. Anche il suo medico di base esclude l'ipotesi del suicidio, definendola più volte una tranquillona, una morte equivoca e sospetta e impone di indagare quest'area. 4. Con le bugie del marito, le sue retromarce, i comportamenti anomali e sospetti. Il Visintin deve ancora rispondere ad interrogativi che urlano e chiedono una risposta, perché ha bloccato il numero di Claudio Sterpin prima di andare a sporgere denuncia di scomparsa? Il Visintin chiama i vicini di casa alle ore 21:45 del 14 dicembre per farsi accompagnare in questura a sporgere denuncia di scomparsa. Ma la consulenza informatica ci dirà che soli 2 minuti prima aveva bloccato il numero di Sterpin, alle ore 21:43. Perché nega con gli investigatori di avere in uso il magazzino di via Donadoni dove svolge la sua attività di arrotino, impedendo di fatto una verifica immediata di quel luogo? Il suo magazzino non è un posto qualunque, bisogna ricordare che il Visintin la mattina del 14 starà in quel magazzino per 3 ore, dalle 9:12 alle 12:10, cosa mai successa prima. Con il telefono spento, mai successo prima. Perché fa ritrovare i gomitoli di cordino in casa sua? Al proposito si ricorda che il Visintin viene sentito a City il giorno 9 marzo 2022 e in quell'occasione gli viene chiesto il consenso al prelievo di un campione biologico per la tipizzazione del suo DNA. Dopo soli 2 giorni troverà in un cassetto della cucina diversi gomitoli di cordino. Quel cassetto però, come emerge da annotazione della Polizia Giudiziaria di Trieste del 16 marzo, era stato precedentemente ispezionato dall'ispettore, che non aveva rilevato la presenza dei rotoli. Ma non solo. La polizia aveva espressamente chiesto al Visintin se in casa o in cantina avesse rotoli di cordino e lo stesso rispondeva in maniera negativa. Perché quando Liliana scompare dirà ad un'amica di Liliana, che lo dirà a Sit, e alla polizia giudiziaria che Liliana aveva portato con sé i suoi effetti personali, portafoglio, carta di credito. Quando poi gli stessi verranno ritrovati in casa dagli inquirenti durante il sopralluogo del 23 dicembre 2021. Perché il Visintin ha mentito sulla fede di Liliana fornendo sul suo ritrovamento molteplici versioni? Perché si è sbarazzato di effetti personali carissimi, alla moglie, macchina fotografica, bicicletta, topolini, ciao.
prima ancora che la moglie fosse ritrovata cadavere? Liliana Resinovic, suo fratello Sergio, tutti i familiari e gli amici della donna chiedono ed aspettano giustizia, perché la verità sulla sua morte non è ancora stata scritta. Capisci? Io non ho ancora una risposta di quello che può essere successo a Liliana, se qualcuno gli ha fatto del male, se lei si sia suicidata, perciò tutte le ipotesi sono ancora aperte. Io comunque non mi ritengo, come dire, non ho avuto mai una percezione che qualcuno avesse sospetto su di me. C'erano persone che pensavano, dicevano ognuno le sue teorie, ognuno le sue cose. Io comunque da marito ho salutato quel giorno, il giorno 14, Liliana a casa dopo aver fatto la colazione. L'ho salutata, lei mi ha salutato attraverso la finestra della camera, e io ero in macchina e con la mano mi ha fatto così. E questa è l'ultima volta che ho visto Liliana. Ogni sera, ogni volta che sono lì, che spengo la luce, mi ritrovo lì solo, senza Liliana, pieno di ricordi, di cose. Ho la casa che comunque parla di lei, i suoi vestiti, le sue cose, i suoi oggetti, le sue cose preziose, i suoi ricordi, i viaggi che abbiamo fatto. Sono cose che comunque ti premono dentro, c'è questo dolore, questo pensiero tremendo. Ancora adesso non mi rendo conto che Liliana non c'è più. Nel corso dei mesi le cose sono cambiate totalmente, anche perché mi trovo con delle persone che dicono delle cose, parenti che comunque dicono altre, amici che hanno il loro dire, il loro fare. Di conseguenza io mi sono fatto tutto un altro genere di amicizie e continuo la mia vita. Continuo con la speranza appunto di avere delle risposte e decidere poi esattamente quello che voglio fare. Adesso sono lì in una fase di stand-by, diciamo, aspettando delle risposte, ecco. Io sono sempre stato abitudinario, ho i miei giorni in cui mi occupo di certe cose e di conseguenza ho i miei ritmi e due giorni alla settimana mi dedico a queste cose qua. Il resto delle settimana generalmente si sistemava un po' le cose e poi ogni weekend in giro da qualche parte. Diciamo a distanza di tempo, avendo diciamo, saputo poi nel tempo tutto quello che è successo, di quello che ci viene riferito dalla procura, da varie testimonianze. Se avessi saputo questo, certamente non sarei uscito di casa. Dove vado c'è gente che mi ferma, che mi saluta, siamo con te, mi scrivono
100 persone al giorno, mi fermano per strada, mi dicono siamo tutti con te, continua, lotta, vedrai che la verità verrà fuori. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.